Riprende la terza edizione del Carnasciale Podiense dopo la pandemia, dopo la pausa della pandemia. Abbiamo tantissimi giochi di una volta, abbiamo cercato di rappresentare gli anni 50, quindi festeggiando l'anniversario di Happy Days. Infatti qui abbiamo il nostro Elvis Presley senza la parrucca e una pin-up anni 50 che spero appunto si veda. La classica salsiccia avvolta nel panino regalato dai panifici qua del paese. Una grande festa per tutti i bambini nel ricordo delle bestie del bestiario podiense, e quest'anno torniamo a scoprire una bestia. Quest'anno è l'anno del Rana Bottle. Esatto, per cui vi aspettiamo più tardi per la scopritura della bestia e abbiamo ancora tantissime altre sorprese perché verranno premiati i gruppi e le maschere più importanti, più belle, più divertenti, e poi un gioco che si mantiene nel tempo inalterato. Abbiamo fatto fare ai bambini delle scuole, sia gli asili sia la scuola materna, il disegno appunto del Rana Bottle. Verrà premiato il disegno di ciascuna scuola, quindi 3 premi per 3 bambini diversi, con il disegno più rappresentativo, che non vuole essere il disegno più bello, quello migliore dal punto di vista artistico, ma deve essere quello proprio più rappresentativo. Se non siete qua oggi pomeriggio siete nel posto sbagliato, assolutamente. Ciao! Eccoci qua, questo, guarda, Ale, guarda, venite donne e bambini, ci sono i cottechi. Noi siamo partiti 2 anni e mezzo fa con questo percorso, ogni anno vorremmo introdurre qualcosa di nuovo. Anche quest'anno abbiamo riproposto dopo anni la bestia, che non era facile, ma abbiamo trovato delle forze nuove, giovani, che ci hanno dato una mano e fa sì che la nostra tradizione possa avere un seguito. Quindi sono felicissimo del mio consiglio, della mia squadra, ma soprattutto di tutti i volontari e, ripeto, anche dei cittadini di Poggiolusco, perché ci sostengono sempre ogni volta che facciamo qualsiasi evento. Per noi è una tradizione che si rinnova ed è molto importante il carnevale, perché è un momento dove i bambini fanno festa e noi adulti torniamo bambini. Il nostro carnevale è una tradizione lunghissima, grazie ai nostri grandi poggesi, a Setti, Scansani, Benfatti, ai grandi come Magnoni e Renzo Bisi, hanno lanciato il bestiario podiense e poi l'immaginario podiense. Unire la festa del carnevale con la cultura contadina, la cultura di Poggiolusco, delle nostre terre, è la chiave magica del nostro carnevale, e noi vogliamo portarla avanti nonostante tutte le difficoltà organizzative e le nuove norme che hanno messo, ma il divertimento è comunque assicurato. Nel frattempo? No, direi Elvis che possiamo davvero decretare l'inizio del carnevale. E anche la fine probabilmente. L'inizio e la fine, tutto insieme. Allora, mentre questi ragazzi rientrano il carnevale, anche Fonsi finalmente. Quest'anno, dopo 5 anni di assenza per via del Covid e di altri problemi di carattere burocratico, finalmente riprendiamo la tradizione dello scoprimento della cosiddetta bestia, tra virgolette, no? Questa bestia però non immaginaria stavolta. Stavolta puntiamo su una bestia reale che vive ancora, il cosiddetto Rana Bottle, che voi è il girino della rana che tutti conosciamo e che purtroppo va scomparendo perché la siccità e tanti cambiamenti climatici, i fossi si asciugano, le pozzanghere si asciugano, e siccome che questi girini, questi Rana Bottle vivono nell'acqua nel primo stadio, purtroppo non c'è più l'elemento, per cui stanno scomparendo. La caratteristica di quelli precedenti in genere erano animali immaginari, tipo il pidrus, la gosa, eccetera. Adesso vorremmo inaugurare con il Rana Bottle di animali vivi e vegeti che ci sono e che sono riscontrabili, quando va bene, ancora nel nostro territorio.
Dios, in mezzo ai cani e gli erbassi, al fuori con la sua testa, con chi trica e che in co, un anciuccio ancora in bocca, perché è ancora un piccino, una dossa al panulin, e lascia mai. Signore e signori,